Il duplice omicidio di Cisone, i coniugi Nicolasi barbaramente uccisi nella loro abitazione di Rolle, nella casa stamane sopralluogo degli investigatori. Intanto in queste ore vengono ascoltati familiari e conoscenti. Il duplice omicidio di Rolle riporta alla mente il massacro 11 anni fa di Gorgo al Monticano. Il figlio delle vittime, Daniele Pellicciardi, raggiunto al telefono, parla di delitti che inevitabilmente continueranno ad accadere. A pochi chilometri di distanza dal duplice omicidio di Rolle, un'anziana di Farra di Soligo sorpresa e aggredita in casa dai banditi. Il figlio della donna mette in fuga i malviventi. Tragedia ieri nel Rodigino, un'auto esce di strada a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla neve e finisce nelle acque dell'Adige. Muore un 19enne, salvo per miracolo l'amico con lui in auto. Ondata di maltempo in Veneto dopo l'emergenza neve delle ultime ore, adesso il rischio si chiama gelicidio, ovvero la pioggia ghiacciata. Commerciavano opere d'arte in nero incassate dalla finanza di Vicenza, una coppia di asiaghesi. Le fiamme gialle sequestrano 65 quadri di artisti internazionali. Elezioni politiche del 4 marzo, ancora poche ore di campagna elettorale prima del silenzio. Per i partiti ultimi comizi per ribadire i punti del loro programma e domenica si vota. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito, il duplice omicidio di Cison di Valmarino, Rolle, la frazione per esattezza in cui ieri si è consumato il brutale omicidio di due anziani coniugi trovati dalla figlia senza vita nel giardino della loro abitazione, trucidati, uccisi sembra con un'arma da taglio e un corpo contundente. In queste ore nell'abitazione di via Marzolle sono ritornati gli inquirenti per un sopralluogo all'interno dell'abitazione per capire cosa sia esattamente accaduto, se si possa trattare di una rapina, di un tentativo di rapina finito nel sangue o se ci sia dell'altro. In queste ore sono stati ascoltati anche conoscenti, familiari della coppia che era conosciuta nella piccola frazione Benvoluta. Si cerca di ricostruire quanto accaduto. Stiamo tentando di collegarci con la nostra troupe, con Nicola Marcato e Daniela Sizzia, che si trovano per noi proprio a Rolle. Dalla regia vediamo se abbiamo in collegamento appunto Daniela Sizzia per gli aggiornamenti, altrimenti vediamo allora la ricostruzione di quanto accaduto, la cronaca della giornata di ieri nel nostro prossimo servizio. Alla rapina finita male in paese pochi credono. Dal procuratore capo della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa un commento che lascia aperte tutte le strade. È ancora tutto molto prematuro, dice, per non estendere le ipotesi a tutto tondo. Chi ha massacrato Loris Nicolasi, pensionato di 71 anni, e la moglie Anna Maria Niola, casalinga di 68. L'interrogativo inquietante passa di bocca in bocca in una borgata di collina considerata un'oasi di tranquillità. È toccato alla figlia Catiuscia, 45 anni, ieri pomeriggio alle 14:45 rincasare e fare la terribile scoperta. La casa dei genitori a soqquadro, il corpo del padre appena fuori la porta sul retro, ferite dappertutto, forse colpi di spranga alla testa e al collo, i colpi più evidenti. Poco più in là il cadavere della madre accoltellata al torace e alla schiena. Subito si esclude l'omicidio-suicidio, c'è la mano di una terza persona, forse più di un killer, a cui i due anziani hanno aperto la porta. Non ci sono segni di effrazione. Una vicina che alle 10 aveva suonato per portar loro il pane, non aveva avuto risposta ma non aveva notato nulla di strano. Immediato l'allarme, l'arrivo di Sueme Carabinieri, del PM Davide Romanelli e dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Solo a notte inoltrata le bare con i corpi dei due pensionati vengono portati fuori dalla casa. Sotto shock la figlia, uscita all'alba per andare al lavoro al casello dell'autostrada. Avvisato da uno zio materno, il fratello maggiore, Eddie, 54 anni, che vive a Münster in Germania e che a Farra di Soligo, dove è tuttora residente, torna solo per le vacanze, e che dà una risposta di disarmante sincerità. Quando ho saputo, per un attimo ho pensato che fosse stato papà, dice, parlando di un genitore violento, di una famiglia creata troppo presto, lui 17enne, la moglie appena 14enne, ma ombre sul passato o nemici che li odiassero al punto da ucciderli non ne risulterebbero. E il duplice omicidio di Rolle riporta inevitabilmente alla mente il massacro 11 anni fa a Gorgo al Monticano.
Il figlio delle vittime, Daniele Pellicciardi, raggiunto telefonicamente, parla di delitti che inevitabilmente continueranno ad accadere. Troppo c'era da aspettarselo, non è bello dirlo, ma è così. Non c'è niente da fare quando si lascia entrare in casa propria gente e non si sa chi è, questo è il prezzo che si deve pagare. Cison di Valmarino e Gorgo al Monticano, la dépendance di Villa Durante a Gorgo e l'ex osteria in collina a Rolle, sfondi di due massacri che finora tragicamente si assomigliano. Quello dei coniugi Pellicciardi nel 2007 e ora quello di Loris Nicolasi, pensionato di 71 anni, e della moglie Anna Maria di 68, caso quest'ultimo su cui sono ancora aperte tutte le ipotesi. Daniele Pellicciardi, figlio di Guido e Lucia, è cauto, ma la drammatica sostanza di ciò che è accaduto non cambia. Da quello che si capisce, le due povere persone stavano cercando di scappare da quello che sembra, insomma, per cui penso che un'aggressione ci sia stata da chi non si sa, e il motivo anche, perché insomma non è che fossero stati grandi possessori di cose, insomma, erano due anziani come lo erano i miei genitori, insomma, una vita tranquilla, e mai si avrebbero immaginato, insomma, che succedesse questo. È toccato alla figlia rincasare e trovare i corpi senza vita dei due genitori, una scena in cui Pellicciardi si è inevitabilmente immedesimato. È sempre uno shock che si porterà avanti purtroppo per tutta la vita, come quello che mi sto portando avanti io, insomma, si cerca sempre di superare, di dimenticare, ma purtroppo sono cose che non ti vanno più via dalla testa. La prima sentenza è questa, insomma. L'ergastolo comunque ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi, e tutto il resto non ha importanza. Un episodio di cronaca gravissimo, brutale, di fronte al quale si può tirare una sola conclusione, dice il figlio delle vittime di Gorgo. Bisogna sempre stare allerta e purtroppo bisogna chiudersi in casa, bisogna essere i prigionieri di casa propria, anche se non sarebbe giusto, però bisogna fare così. Bisogna avere sempre paura degli altri, anche se li conosci, bisogna sempre avere paura degli altri. E siamo adesso in grado di collegarci con Cison di Valmarino, dove ci sono per noi Nicola Marcato e Daniela Sizia per tutti gli aggiornamenti. A te la linea, Daniela, buongiorno. Ci troviamo in via Marzolle a Cison di Valmarino, dove qui ieri si è compiuto il massacro, un paese che è sotto shock, un paese che si è svegliato con il terrore per un duplice omicidio. I due anziani, 69 e 72 anni, sono stati uccisi, vi ricordo, a colpi, massacrati a colpi di coltello e spranghe, armi che tuttora gli investigatori stanno cercando, e proprio all'interno della casa adesso ci sono gli uomini della scientifica, i carabinieri stanno cercando ogni traccia per capire che cosa sia accaduto ieri. Un movente che ancora non si capisce. I due coniugi conoscevano i loro assassini? Non si sa, una rapina finita male, ancora tutto è da chiarire, le indagini sono serrate e ovviamente si sta cercando di capire veramente, a trovare i due coniugi, il padre e la madre. La figlia di 45 anni erano a terra, morti lì in giardino, e potete vedere in questo momento ci sono gli uomini, gli investigatori che stanno cercando ogni traccia. Una tragedia che riporta alla mente il massacro di Gorgo al Monticano nel 2000. Ci rientrati in diretta, andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la cronaca. Ad una decina di chilometri proprio dal luogo di questo duplice omicidio a Farra di Soligo, nella notte tra mercoledì e giovedì, un'altra anziana è stata aggredita nella sua abitazione da una banda di malviventi. A mettere in fuga i banditi, il figlio della donna. Alla luce del duplice omicidio di Cison, quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a pochi chilometri di distanza a Farra di Soligo appare se possibile ancora più inquietante. Banditi che entrano in azione in una casa di via San Francesco, all'interno dorme l'anziana proprietaria. I malviventi la sorprendono e la aggrediscono immobilizzandola con delle fascette da elettricista.
Il tutto si consuma in pochi minuti. Accanto all'abitazione, in un altro stabile, vive il figlio della donna, che viene svegliato da dei rumori che provengono dalla casa della madre. L'uomo si alza ed entra nell'edificio. A quel punto i malviventi, sorpresi, fuggono. Il figlio libera la madre e dà l'allarme. Indagini sono ora in corso per identificare i responsabili, anche se secondo le forze dell'ordine non vi sarebbe alcun collegamento tra quanto accaduto a Farra e il duplice delitto di Rolle, ma tra le colline cresce ora la paura. Torniamo a parlare dell'ondata di maltempo che ha investito ieri il Veneto, creando diversi disagi alla circolazione stradale e purtroppo anche degli incidenti. In mattinata lungo la Romea una donna di 30 anni di Chioggia ha perso la vita, e ieri nel tardo pomeriggio nel Rodigino un'auto è finita fuori strada ed ha terminato la sua corsa nelle acque dell'Adige. A perdere la vita un 19enne. Il fondo stradale, reso scivoloso dalla nevicata delle ultime ore, probabilmente potrebbe essere la causa della tragedia che si è consumata ieri sera a Pettorazza, in provincia di Rovigo. Daniel Ceccolin, 19 anni, di San Martino di Venezia, viaggiava a bordo di un'auto, insieme a lui un amico. All'improvviso la vettura perde aderenza ed esce di strada, finendo la sua corsa nelle acque dell'Adige, come si vede nel video pubblicato dalla Voce di Rovigo. Daniel rimane intrappolato nel mezzo, l'altro giovane riesce a mettersi in salvo e dà l'allarme. Sul posto arrivano i vigili del fuoco che riportano in superficie il corpo senza vita del 19enne. Spetterà ora ai carabinieri di Adria ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La notizia della morte di Daniel ha ben presto raggiunto San Martino di Venezia, dove era conosciuto e apprezzato, un paese ora sconvolto da questa tragedia. Terminata l'emergenza neve, ora resta il rischio gelicidio, la pioggia ghiacciata. Allora facciamo il punto della situazione in collegamento con Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia. Come ampiamente previsto, la temperatura si è alzata nelle ultime ore e quindi si può parlare al momento di emergenza neve finita, anche se il Comune fa sapere che rimane in stato di allerta e si è pronti a intervenire in caso di nuove gelate o di nuovi fenomeni. Sono stati intanto diffusi i numeri dell'impegno di tutti durante questa nevicata, impegno che, va detto, nel Comune di Venezia ha dato i suoi frutti, perché grossi problemi non ce ne sono stati, a parte quelli riguardanti i treni. Sono stati sparsi circa 400 tonnellate di sale tra il centro storico veneziano, le isole e la terraferma, e la maggior parte di questi sono stati sparsi proprio a Mestre, dove sono state utilizzate 1500 quintali di sale, con 94 persone impegnate per distribuirle, 3 mezzi spargisale e 6 spargisale a mano. Nel centro storico sono invece 460 i quintali di sale sparso in queste 36 ore di emergenza, 210 le persone impiegate, mentre a Lido e a Pellestrina sono state impiegate 15 persone e distribuite complessivamente oltre 20 tonnellate di sale. I volontari della Protezione Civile hanno assicurato la loro disponibilità per tutto questo tempo, con ben 9 squadre, ovvero 50 volontari, che sono stati necessari a risolvere alcuni problemi anche molto banali, che però hanno richiesto l'intervento di questi volontari. Per il momento quindi la situazione è buona, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Proseguiamo con la cronaca. Commerciavano opere d'arte in nero incassata dalla Finanza di Vicenza una coppia di Asiago. Operazione Il Collezionista, sequestrati quadri per un valore che sfiora i 2 milioni di euro, 65 tele di autori del calibro di Arnaldo Pomodoro, Anish Kapoor, Ugo Rondinone, Emilio Vedova, Yang Fudong, nomi di spicco nel panorama artistico contemporaneo e internazionale. Nei guai una coppia di coniugi di Asiago totalmente sconosciuti al fisco. L'attività di commercio di opere d'arte era svolta completamente in nero. L'uomo, in realtà noto imprenditore geometra dell'altopiano, aveva gestito una ditta individuale poi fallita.
faceva transitare il denaro su conti correnti di altre persone al fine di nascondere i profitti della propria attività e giustificava la posizione definendosi collezionista privato, ma di privato c'era ben poco, altro che hobby. A incastrare marito e moglie la conduzione di vita della coppia molto al di sopra di quanto denunciato nella loro dichiarazione dei redditi. Un tenore che ha insospettito le Fiamme Gialle, che hanno scoperto non solo che i due asiaghesi avevano avviato una proficua attività di commercio di opere d'arte, tutto rigorosamente mai denunciato al fisco, ma avevano anche scoperto che in un magazzino a Verona erano custoditi sia quadri che oggetti artistici, il cui valore, stando alla quotazione del catalogo in possesso ai due presunti evasori, s'aggira sui 14 milioni di euro. Novità sul caso del sacerdote Don Andrea Contin, sentiamo. Don Andrea Contin, ex parroco di San Lazzaro, sarebbe pronto a patteggiare. Stando ai rumors, il patteggiamento dell'ex sacerdote originario di Busiago di Campo San Martino sarebbe già stato approvato dalla procura. 1 anno di reclusione, pena sospesa, nonché 11.500 euro di risarcimento all'amante, cifra che la donna, tra le altre cose, non aveva nemmeno chiesto. Ora si attende la decisione finale del giudice, che dovrà stabilire se la proposta sia congrua o meno. L'udienza preliminare sarà fissata nei prossimi giorni. A Don Contin, sospeso dal sacerdozio in vista della dimissione allo stato laicale, la procura aveva contestato 3 episodi di violenza, lesioni e minacce nei confronti della donna. Il parroco aveva inoltre ammesso di aver avuto relazioni con 5 donne e di aver organizzato orge in canonica. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con la politica, con le elezioni del 4 marzo, ormai ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio. E per l'occasione, per i partiti, per ribadire quelli che sono i punti del loro programma. Forza Italia ricorda come al centro dell'attenzione del partito ci sia soprattutto il lavoro. La questione del lavoro, una scossa fiscale per riuscire a tenere qua tutte le imprese o più possibile, per dare la possibilità di avere lavoro alle nostre famiglie, ai nostri giovani e creare un futuro, anche perché se ci scappano le aziende creeremo pochi imprenditori che delocalizzano, che stanno bene, e interi territori alla povertà. In questi giorni all'interno del centro-destra si dibatte molto sul tema della leadership in caso di vittoria. Io credo che il quadro verrà fatto subito, di questo sono assolutamente convinto, perché credo che questa coalizione guardi il bene di questo Paese. Come ho detto un attimo fa, la questione è del lavoro, in questo territorio soprattutto anche la questione delle banche, che bisogna risarcire chi ha perso tutto per qualche gestione scellerata, per cui credo assolutamente che noi dobbiamo guardare oltre a questo territorio il bene della nostra gente. Apertura al Movimento 5 Stelle sarà possibile magari dopo il 5 marzo? Beh, io credo proprio di no, perché chi fa campagna elettorale, chi discute di politica offendendo gli altri, credo che non sia modo di fare politica, ma è modo assolutamente di gestire il Paese. Chi ci vota per andare a amministrare in maniera seria e convinta e per il bene di questo Paese e di questo territorio. Lavoro e famiglia al centro del programma del partito Italia agli Italiani. Italia agli Italiani, che riunisce sotto uno stesso simbolo Forza Nuova e Fiamma Tricolore, si pone al di fuori dello schieramento di centrodestra. Noi facciamo politiche che vengono definite di destra, ma sono assolutamente politiche sociali, per cui stare con partiti che sono lì da anni a noi non interessa. Noi vogliamo fare una politica sana, una politica vera. Diritti sociali e ritorno alla sovranità, i punti da cui parte il programma di Italia agli Italiani. Noi vogliamo essere padroni della nostra nazione, e quindi sovranità sia politica che monetaria, per cui fuori dall'euro, niente BCE e fuori anche dalla NATO. Politiche per il lavoro, con l'abolizione della legge Fornero, e la famiglia sono i cardini intorno ai quali ruota l'impegno della lista. Viene reintrodotto un nuovo Stato sociale, cioè la famiglia è il nucleo fondamentale dello Stato, e quindi le risorse, al posto di indirizzarle verso politiche di accoglienza, dovrebbero essere reindirizzate verso le famiglie.
E tra gli scenari del dopo 4 marzo anche quello delle alleanze. Sentiamo su questo Lorenzo Damiano, candidato del Popolo della Famiglia. C'è un entusiasmo, una gioia di fare attività politica, c'è un popolo veramente che si sta muovendo, e quando il popolo e le masse si muovono i grandi poteri delle grandi lobby non possono fare niente. Il Popolo della Famiglia è quel popolo che si sta muovendo finalmente. Ecco, però i dati comunque confermano che è difficile per questa Italia avere una governabilità, diciamo così, del primo turno. Dovendo scegliere, che compagine appoggerete? Assolutamente la sinistra no. Quando entreremo al Parlamento faremo un incontro con l'area di destra e chiederemo le nostre, come si dice, faremo le nostre dichiarazioni, l'abrogazione della legge Cirinà, l'abrogazione della legge Lorenzin, l'abrogazione contro il biotestamento, e poi da lì cominciamo a ragionare. Il Popolo della Famiglia metterà il chiodo alla coda del serpente: o ci ascolteranno e faranno quello che anche noi proponiamo, o se no ognuno per la sua strada. Voltiamo pagina, ci sono voluti 2 anni, ma alla fine ad avere ragione è stata la Regione Veneto. Sulla questione FAS i limiti li deve fissare il governo. 2 anni di indagini, visite, controlli, audizioni delle commissioni ecoreati e bicamerali di Parlamento e Senato, e alla fine hanno portato al risultato che la Regione Veneto attendeva, ovvero che a fissare i limiti della presenza di FAS nelle acque doveva e deve essere il governo. Una vittoria che il Veneto porta a casa mentre mette a disposizione l'esperienza fino ad oggi maturata. Ci viene riconosciuto il fatto che siamo un riferimento a livello nazionale sul far fronte a queste sostanze, quindi noi stiamo garantendo la massima collaborazione al Governo nazionale, al Ministero dell'Ambiente, dando tutto il supporto che possiamo dare alla luce dell'esperienza che ci siamo fatti in questi anni, il nostro malgrado sui PFAS, e quindi continueremo a collaborare col Governo affinché siano stabiliti dei limiti a livello nazionale, in modo tale che poi ci sia anche omogeneità su tutto il territorio nel trattamento di queste sostanze. Intanto buone notizie anche ad Arzignano, dove l'amministrazione, a seguito di diverse richieste, aveva avviato un'indagine a dicembre e gennaio sulla presenza di FAS nelle acque distribuite dall'azienda Acque del Chiampo SPA alle utenze pubbliche comunali. Il risultato è che i valori sono all'interno dei limiti di performance per i parametri indicati sia dall'Istituto Superiore di Sanità sia per i valori previsti dalla delibera regionale del 3 ottobre scorso. 40 le utenze sottoposte ad indagini relative appunto a scuole, scuole dell'infanzia, asili nido e strutture ricreative per anziani, nonché 13 impianti sportivi comunali e parrocchiali, impianti natatori e cartodromo, oltre alla sede municipale. Numeri importanti all'ospedale di Monselice, primato di trapianti nel 2017. Record di trapianti agli ospedali riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta a Monselice. Il 2017 si è chiuso con una crescita mai registrata prima nella donazione di organi. Sono stati 17 infatti i pazienti che hanno autorizzato il prelievo, di età media oltre i 70 anni. Nel 2016 i donatori erano stati 6, nel 2015 7. L'attività di donazione e prelievo effettuata nelle sale operatorie monselicensi ha poi permesso di realizzare in giro per l'Italia 2 trapianti di cuore, 11 di fegato, 1 di pancreas e 28 di rene. Io riciclo, tu sorridi è il progetto dell'USL 9, apprezzato anche da Papa Francesco. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Principio scientifico, concetto saggio di buon vivere che trova la sua dimostrazione esemplare nel progetto Io riciclo, tu sorridi, promosso dall'ULS 9 Scaligera in collaborazione col comune di San Giovanni Lupatoto e SGL Multiservizi. L'intuizione è semplice quanto indovinata. Alcuni disabili ospiti del Cerris hanno incontrato i bambini di una terza e di una quarta elementare per insegnargli come da materiale di riciclo si possono ricreare oggetti non solo belli, ma anche utili. Proprio le fragilità delle persone con disabilità ci insegnano che loro hanno delle potenzialità notevoli e attraverso i materiali di scarto hanno voluto dimostrare che la dignità delle persone va a pari passo con la dignità del rispetto dell'ambiente.
E il messaggio educativo è proprio questo, che qualsiasi materiale può essere utilizzato e che quello considerato di scarto con la creatività si trasforma in oggetti utili. I bambini hanno partecipato con entusiasmo e chiesto di visitare i laboratori del Cerris di Marzana per imparare a costruire altri oggetti. La storia però non finisce, ma inizia qui, sì, perché il progetto ha ricevuto la segnalazione di buon esempio per la sezione solidarietà e servizi sociosanitari da parte del Centro Studi Cultura e Società che col patrocinio della Regione Veneto, della Città Metropolitana e del Comune di Torino organizza il premio Persona e Comunità. Venerdì 2 marzo i bambini, con le famiglie e gli operatori, ritirano il meritato riconoscimento, ma c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Papa Francesco, dopo aver ricevuto in omaggio uno dei modellini costruiti dal Cerris, ha voluto ringraziare e benedire questa iniziativa. Il Papa ha molto apprezzato questi prodotti artigianali e di conseguenza ha scritto, come è solito fare, direttamente agli interessati. E che cosa gli ha detto? Ma ha apprezzato il lavoro svolto e soprattutto la genialità di questi piccoli lavori che con poco, con materiali poveri, sono riusciti a realizzare cose molto belle. È tutto per questa edizione, vi lascio ad ore 13, prima però le previsioni del tempo. Grazie ancora per l'attenzione e buona giornata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Dopo la neve arriverà la pioggia, il tempo infatti sarà spiccatamente instabile nella giornata di venerdì 2 marzo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo instabile con piogge diffuse e possibile nevischio soprattutto al mattino, ancora sui settori occidentali della nostra regione. Migliorerà comunque entro la nottata. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e meno 1 grado, massime invece che si attesteranno tra i 3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, piogge via via più diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, localmente anche moderate. Temperature molto fredde con minime comprese tra lo 0 e 1 grado, valori massimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso a quote basse, più sole invece sui settori di confine. Temperature minime tra meno 3 e 1 grado, massime in aumento tra 4 e 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.